che veniamo qui è una cosa spettacolare, bellissima, da vivere. Amo molto questa festa perché riesce a coniugare tante cose, riesce a coinvolgere tante persone anche che vengono da fuori ad ammirare questo luogo molto carino che è il Caralifusi e che spero che sempre più persone possano conoscere e amare come lo amo io. Manco da 24 anni, l'ultima volta sono stato nel 1999 ed è una bellissima festa. Dove verrà deposto il Muzzuni nella fontana principale e poi da lì in poi inizierà un seguirsi di cantori, di gruppi folcloristici, di ballerine che gireranno il paese andando a cercare i vari Muzzuni dislocati in tutti i vari quartierini. Che abito fuori proprio mi fa piacere che c'è qualcuno che esalta i posti, fa piacere veramente che c'è qualcuno che lo faccia. Grazie. E allora viva Onda TV e Bella Sicilia. Grazie. Muzzuni, è inutile dirlo, è la storia non di Alcaro, una storia come dire, tradizionale del mondo, perché il Muzzuni ha una ripercussione, una rievocazione a livello mondiale e l'appuntamento è il 24 giugno, la festa di San Giovanni, ma la festa del Muzzuni in sé è propiziatoria per il raccolto, sperando che la raccolta del grano, del frumento e della stagione possa essere propizia e proficua per la comunità. Questa giornata è importantissima perché ci fa tornare alle nostre radici, quindi al connubio con la natura, con la terra e la riscoperta dei valori importantissimi, quelli che sono dell'amore, dell'amicizia. Si trasformò infine in un movimento di festa comunitaria, in cui l'amicizia e la passione divennero le nuove dimensioni predominanti, esaltate dal proliferare di melodie eseguite da musicisti e cantori. Si svilupparono così nuove usanze, il rito del comparatico e il rito del corteggiamento. La sera del 24 giugno, davanti al Muzzuni, da sempre si scambiano promesse di amicizia indissolubili. Si incrocia il mignolo della mano destra con quello dell'amica o dell'amico e si recita così. Iritellu, faciti in amare, che ne ficimo compare, soccavemo ne spattemo e giammai ne sciarriamo, comparisemo e compari restamo, quando viene la morte ne spattemo. Per i Muzzuni si sciolgono le inimicizie, si intrecciano gli amori e i comparaggi. L'usanza vuole che davanti al Muzzuni le ragazze del paese abbandonino per qualche ora l'abituale riservo e ricambino in pubblico gli scherzi dei ragazzi. Da una parte e dall'altra si intreccia una schermaglia amorosa ritmata da un lancio di fiori. Alla fine di questa breve rappresentazione non resta altro che invitarvi a proseguire per le vie d'Alcara, divenendo voi stessi parte integrante della millenaria tradizione che vi abbiamo appena raccontato. Benvenuti alla festa del Muzzuni.
Per noi rappresenta il momento più importante per la comunità alcarese perché è l'evento per eccellenza che noi abbiamo qui ad Alcara, è un evento ormai millenario che si protrae da tantissimi anni, viene definita la festa pagana più antica d'Italia, ci sono tanti studi che testimoniano ciò e come ogni anno il 24 giugno ad Alcara ci immergiamo in un'atmosfera particolare, in un evento dal sapore antico, in un rito millenario e tutta la comunità e tutti i visitatori che sono presenti qui ad Alcara effettivamente vivono una serata dal sapore antico. Vogliamo in sintesi un po' spiegare cos'è il Muzzuni? Ma sinteticamente il Bruzzuni è una brocca dal collo mozzo, una brocca nella quale vengono messe delle spighe di grano, dei garofani, simbolo di fertilità. Questa brocca viene rivestita con l'oro delle persone del quartiere, vengono messi gli oggetti tipici dell'artigianato locale attorno a questo altarino che viene allestito e poi vengono tutti adornati alle spalle con queste tappeti particolari che vengono prodotte ad Alcara da alcuni laboratori artigianali che sono le pizzare e appunto poi all'imbrunire nel momento in cui verranno deposte queste brocche su questi altarini si comincerà a cantare, a ballare, a bere, a mangiare in tutti i diversi angoli del nostro centro abitato.